Abbiamo in linea con noi Giorgia Bonotto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno professore, Buon- grazie per avermi invitata. Niente, noi, qui l'ho detto prima, avremo, almeno ci sforzeremo di avere un feeling in maniera da poter far conoscere queste imprenditrici venete, Certo, questa idea. Ma com'è che le è nata questa idea? Come le è venuta in mente? allora questa idea mi è venuta in mente, diciamo nel periodo del lockdown, io mi stavo chiedendo come potevo poi superare questa crisi e naturalmente l'unico mezzo che avevamo era lo smartphone, il computer, web. E quindi mi sono chiesta, probabilmente altre donne hanno la problematica che ho io. E mi sono messa appunto online, ho creato un gruppo Facebook che si chiama appunto Imprenditrici Donne ed ho cominciato ad invitare le imprenditrici che conoscevo. Poi da cosa è nata cosa e adesso siamo in 3500, in poco più di 40 giorni. Ma a livello veneto o a livello nazionale? A livello veneto per ora siamo a livello veneto, quindi siamo un gruppo di donne venete che si sono messe insieme in questo momento surreale e reale, voglio dire, no? Per Vabbè, rialzarsi con coraggio. certo. A me interessa capire anche le persone che sono a casa, le imprenditrici, donne che magari diranno, beh, io voglio far parte di questa associazione. Non sarebbe meglio, come ha detto prima, associazioni, diciamo, donne, imprenditrici donne, e anziché mettere imprenditrici venete, sarebbe meglio mettere solo donne e basta, secondo lei o no? Secondo me, perché? Perché mi piacerebbe che questa associazione che io ritengo indispensabile, però poi mi deve far capire qual è Certo. qual è il fine, perché un conto è essere insieme e dire, beh, insomma, a me succede questo, succede quell'altro, e darvi una mano non sarebbe meglio. Però voglio capire esattamente il fine che vi siete posti tutti quanti, qual è? Allora il fine naturalmente è quello di fare rete e condivisione tra le nostre attività, perché abbiamo bisogno di stare uniti in questo momento, non separati. Lei per Il gruppo esempio, è nato, sì. lei per esempio è educatrice olistica, mi pare, vero? Sì, io sono educatrice professionale, mi occupo di bambini con bisogni educativi speciali Poi e do spieghiamo, uno studio poi olistico. spieghiamo che cos'è, perché è Certo, giusto che la gente che è a casa sappia questo olismo che cosa vuol dire. sì, sì. E intanto Lo mi dica. scopo, mi diceva il gruppo, è nato per valorizzare le eccellenze produttive e commerciali delle imprenditrici venete, rafforzando per cui l'economia che in questo momento, scusi, ha bisogno di essere, di andare su, cioè abbiamo bisogno di aiutarci, abbiamo bisogno Su- di valorizzare. supportato psicologicamente, insomma, vuol dire lei al Sì, momento. psicologicamente senz'altro, Cioè senz'altro, ma aiuti e consigli tra di voi? aiuto e consigli tra di noi, ma soprattutto abbiamo bisogno di creare un'economia a chilometro zero per riattivare anche quelle attività che purtroppo sono piccoline e sono alla fame in questo momento. Certo. Questo olismo che cosa vuol dire? Spieghiamolo. Olismo non è la parola esatta, però allora occupandomi di bisogni educativi speciali, naturalmente nel modo tradizionale, quindi con bambini che hanno problemi di DSA, di dislessia, di scalculia e di deficit di attenzione, io ho scelto anche di seguire una strada un po' più olistica, se vogliamo dire, che è la strada del naturale. Quindi associare l'educazione tradizionale con fiori di Bach, cromoterapia, le sessioni comunque in ascolto del bambino, non soltanto per farli andare bene a scuola, ma anche per aiutarli a sviluppare i loro talenti. Ecco. Ho capito, però lei ha detto che non è una parola, io ho trovato olismo, è una Sì, posizione teorica secondo la quale le proprietà di un sistema non possono essere spiegate esclusivamente tramite le sue singole componenti, poiché la sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore o comunque differente delle medesime parti pensi un po' che parola prese difficile. singolarmente. Appunto per quello ho detto io. Incredibile.
No? Ma lei è un professore, quindi Sai è che vado alla molto più ricerca, tecnico. vado alla Certo, ricerca poi io per capire esattamente, insomma, perché non è che mi fermo sul cerchiamo significato. di abbinare mente e corpo, diciamo così, mente e corpo. Ecco, mente e corpo, Sì. detto in parole povere. Spicce. Specie, per bambini o per adulti anche? Anche per adulti, guarda, in questo Ma momento c'è più bisogno per gli adulti che per i bambini, questo sicuramente, perché il periodo, adesso ci facciamo due risate così, però il periodo è veramente nero, è veramente difficile. ecco, tra di voi cosa vi siete detto? Per superare questo periodo di chiusura forzata, di questo, io lo chiamo imprigionamento, e tu uso il termine lockdown, quando Sì, possono dire sì, isolamento, io aggiungerei forzato, perché questo non è un termine lockdown per dire parliamo inglese, chiusura, sì. esatto, chiusura Questa, forzata. questa chiusura forzata è stata davvero una disperazione per tutti, credo. Quindi Soprattutto, noi che cosa... soprattutto per chi è mamma che aveva i figli da mantenere. Soprattutto i figli da mantenere, i figli che in casa non riescono a stare tranquilli, non riescono a stare fermi, vogliono uscire, non capiscono cosa sta succedendo. Quindi noi donne che cosa ci stiamo dicendo in questo momento? Ci Sì. stiamo dicendo che dobbiamo rimanere unite. Abbiamo avuto la fortuna di appoggiare il nostro progetto Imprenditrici Venete con un'associazione che lavora 20 anni nel territorio, che si chiama Hub Conlus, e attraverso questa grande associazione noi abbiamo fatto un crowdfunding, una raccolta fondi in italiano per autofinanziarci. Quindi le donne venete si stanno autofinanziando facendo una donazione attraverso Facebook per creare un'applicazione sul telefonino, la classica app, per mantenerci tutte unite nel territorio. Quindi attraverso quest'app si andrà a vedere le altre imprenditrici venete, che cosa fanno, se abbiamo bisogno dei loro servizi, dei loro prodotti, tutto nel territorio veneto. Una mafia, insomma. Sì, esattamente. Io voglio No, no, invitarle queste donne che la seguono, perché sento che sono quasi tutte donne. no, ci sono anche uomini, dai. Ci sono anche uomini. Sì. Io le invito nel gruppo Facebook Imprenditrici Venete. Vedrà quanti verranno a vedere sulla vostra. Ma avete già creato la app o no? Allora, l'app è già attiva, sì, l'app è già attiva per Android e tra poco sarà attiva anche per iOS, quindi per iPhone. Ci stiamo lavorando, abbiamo voluto rendere partecipe le imprenditrici subito nei nostri step, quindi la possono già scaricare, però sarà ultimata a settembre, quando faremo l'evento per presentarla, Va il bene. 12 o 13 settembre. Ecco, io sono a vostra completa disposizione, quando volete sono qua e quindi Grazie ho mille. detto che faccio il battesimo oggi in maniera che possa un domani seguirvi con attenzione, va Sarà un bene? piacere, sarà un piacere. Grazie intanto Giorgia, Grazie a lei. in bocca al lupo e un saluto a tutte le Tutte le imprenditrici, donne tutte, imprenditrici venete. tutte. Donne imprenditrici e anche non imprenditrici, insomma, diciamo tutte le Sì, donne sì, sì, di questo a tutte le mondo. donne. Ecco, andate a scaricare sta app così diamo un aiuto anche a queste imprenditrici, va bene? Grazie, grazie. Buona Buon giornata, lavoro a lei. buona vita, grazie infinite, ma soprattutto buona salute perché ne abbiamo bisogno, senza di essa, ragazzi, non si può fare nulla.